Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, siamo live dall'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo. Tra pochissimo inizierà San Giorgio Piana Accademia Trapani, è l'ultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Qualche momento per ricordare la scomparsa di Papa Francesco che ha condizionato l'intera settimana. Una scomparsa che ha toccato tutto il mondo, anche avendo influito sulla programmazione delle partite di calcio a partire dai livelli nazionali a scendere. Si ritorna a giocare con queste due squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi, ultimi dettagli prima di iniziare con il San Giorgio Piana e il suo 3-5-2 di Filippo Chinnici, Sisè in porta, in difesa da destra verso sinistra Graci, Gaglio e Giorgio Chinnici, a centrocampo Miliziano a destra, Pizzo a sinistra, Mattia Scalisi è il mediano, ai suoi fianchi Corso e Pace. L'attacco è composto da Torres e Maltese, a disposizione in panchina Duli, Tricoli, Pane Bianco, Visconti, Colicchia, Di Fatta e Graziano. Non c'è il portiere di riserva, risponde l'Accademia Trapani in tenuta blu con Galesi in porta. 4-3-3 per Alberto Amoroso, che oggi raggiunge le 100 panchine con l'Accademia Trapani dal punto di vista statistico. In difesa Cammareri, Benivegna, Giargiù e Iannazzo. A centrocampo Daguanno, Campanella e Mbie. In attacco Barraco, Secan e Buongiorno. A disposizione in panchina Ribaudo per la porta, poi Scaduto, Rizzo, Ravazza, Genovese, Lucido, Vultaggio, Boyang e Nicolò Castiglione. L'arbitro del match è Luigi Canicatti della sezione di Agrigento, assistito da due assistenti arbitrali della provincia di Enna, Francesco Conti e Francesco Di Venti. Ci si mette definitivamente d'accordo per la battuta di questo calcio di punizione a favore del San Giorgio Piana, squadra che ormai è sicura del proprio quarto posto in classifica al suo primo anno nel campionato di eccellenza. Sono 49 i punti raccolti prima di affrontare questo pomeriggio contro l'Accademia Trapani, anch'essa salva al settimo posto. 40 punti per la squadra di Amoroso, così come li ha fatti il Marsala, ma sotto per la differenza reti a sfavore. Marsala che è a +1, Accademia a -2. Accademia che dunque sì, ha la certezza della salvezza già da un bel po' di settimane, ma non ha la certezza assoluta del proprio piazzamento finale, quindi sarà definito in base ai risultati di questo pomeriggio tra il sesto e l'ottavo, perché dietro c'è la Parmoval a 38, più su appunto Accademia Trapani a 40 e Marsala anch'essa squadra a 40 punti. Avanti qui il San Giorgio Piana con le mosse di Pizzo che va a scaricare su Pace. Il pallone verso il limite dell'area di rigore raccolto da Miliziano, si ritorna dietro da Giorgio Chinnici, si cerca il traversone, colpo di testa di Benivegna ad allontanare, la riprende ancora una volta il San Giorgio Piana, con un po' di fortuna anche la riconquista del pallone con il destro angolato. Galesi si distende e poi il gol di Pace che sblocca la partita al quarto minuto, tutto fermo per posizione di fuorigioco. Si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale, il tiro di Maltese respinto da Galesi che ha mantenuto il pallone all'interno dell'area piccola
aveva approfittato Giovanni Pace, poi tutto fermo per posizione irregolare, gol dunque annullato al San Giorgio Piana. Che era praticamente riuscito a battere Vincenzo Galesi, portiere altissimo dell'Accademia Trapani. Si è alternato nel corso del girone di ritorno con Francesco Mistretta, che oggi non siede neanche in panchina, infatti c'è Ribaudo come secondo, proveniente dalla Juniores. Va l'Accademia Trapani con questo cross in mezzo di Iannazzo, ce l'ha respinta in calcio d'angolo. Si fa vedere anche la squadra di Alberto Amoroso. La battuta va a Campanella, che nello scorso match ha fatto prima autogol e poi gol contro l'Athletic Palermo, la sconfitta per 4-3 al Sorrentino, partita che ha consegnato la Serie D all'Athletic. Cross in mezzo, Sisè risponde sul tentativo direttamente dalla bandierina di Marco Campanella. Accademia che avrà una nuova chance, sempre da corner, sempre con Campanella. L'arbitro poi va a dare un'occhiata all'interno dell'area piccola, dato il duello dove vede protagonista Buongiorno, il proprio diretto avversario. Sisè prende il pallone, lo rilancia subitissimo a cercare Pace, si va in velocità, Accademia che rientra in difesa, si cerca il cross in mezzo, arriva il tiro di Torres sul fondo. Partita già molto interessante, nonostante queste due squadre abbiano già raggiunto il proprio obiettivo stagionale. Tra l'altro si ritorna in campo dopo diverse settimane di stop causa Pasqua e torneo delle regioni che proprio la Sicilia ha ospitato quest'anno. Per quanto riguarda invece il programma di quest'ultima giornata di eccellenza A, oltre a San Giorgio Piana, Accademia Trapani, ci sono Lascari Sciacca, Don Carlo Misimeri, Folgore Castelvetrano, Gela Marsala. Qui l'Accademia insiste con Barraco, il gol da parte dell'Accademia Trapani, la sblocca Francesco Barraco, colto di sorpresa Sisè. 1-0 all'angolino questo pallone, nonostante il tocco del portiere. E dunque il gol di Barraco, che risponde al gol annullato del San Giorgio Piana. Finale di stagione veramente in crescendo per lui. Questo è il suo quinto gol nelle ultime 6 presenze. Aveva segnato anche nell'ultima trasferta prima di questa dell'Accademia Trapani, ovvero contro la Parmonval. Poi c'è stato il gol di Rappa, che ha messo tutto sull'1-1. Per concludere i giochi quel giorno, Secan sfiora il raddoppio immediato proprio su assist di Barraco. Accademia che addirittura va vicinissima al gol del 2-0. Piana preso di sprovvista. Per quanto riguarda le altre partite invece del programma, c'è Castellammare San Vitolo Capo, c'è Parma Super Giovane Castelbuono, Athletic Palermo Partinico Dace. È praticamente una sfida importantissima in evidenza per questo fine settimana, questo girone A di eccellenza siciliana, quella tra Casteldaccia e Oratorio Marineo. Ci si gioca la possibilità di giocare il play-out in casa per quanto riguarda il Casteldaccia.
con la super giovane Castelbuono appunto impegnata sul campo della Parmoval, che cercherà di strappare la vittoria in trasferta sul campo intera battuta del Lo Monaco. Occhio al San Giorgio che converge, Maltese fuori di poco oltre la traversa. 10 minuti pieni di emozioni con ben 6 episodi in rilievo. Spray nel frattempo per Danilo Daguano, che rientra regolarmente. Secan, ancora Baracco, autore del gol dell'Accademia Trapani, serie di finte nei confronti degli avversari. Arriva Capitan Cammareri, il cross in mezzo, salta Secan, anticipato all'ultimo dal colpo di testa di Miliziano. Qui finisce giù Pace, punizione per quanto riguarda il San Giorgio Piana, sotto gli occhi del tifo organizzato dell'Antonio Licauli. Grande l'aggancio di Miliziano, che sfugge così a Iannazzo. Si resta al limite dell'area, pallone per Torres, gira tutto nella zona di Giovanni Pace, chiede palla Torres, Pace finisce giù, c'è il fallo di Baracco, punizione Piana, posizione interessante, siamo al limite dell'area. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti degli altri campi ve li daremo come al solito. Proprio Pace la battuta. Il suo destro deviato mette un po' di brividi a Galesi, calcio d'angolo. Sempre Giovanni Pace dalla bandierina. Tutti a muoversi in area. Il pallone in mezzo, colpo di testa sul palo da parte di Maltese. Pallone ancora vivo, Secan cerca di mantenerlo fino all'ultimo. C'è un altro calcio d'angolo per il San Giorgio Piana. Alla fine non ce l'ha fatta Secan, il capocannoniere dell'Accademia Trapani in questa stagione. Superato la doppia cifra. Altro angolo per il Piana, nuova battuta di testa, va ad allontanare Dembabier. Rimessa Piana con Giorgio Chinici che affida tutto a Vincenzo Miliziano. Rimessa lunga. Accoglie Mattia Scalisi, poi il cross in mezzo di Miliziano allontanato. Piana che rimane in possesso del pallone. L'aggancio pericoloso di Torres, data la presenza di un suo compagno nel giro di pochi centimetri. Ancora Torres rientra, viene fermato alla fine da Campanella. Riparte l'Accademia Trapani con Baracco. Corrono in tre da tutti i lati possibili. Il passaggio però è percorso con la pressione di Secan. Sise, rinvio un po' così, rimessa laterale. L'Accademia resta in proiezione offensiva. Arriva il pallone dalla tribuna per Cammareri. Lo scambio con Baracco, il cross di Cammareri in area, un po' indietro questo pallone da raggiungere Daguano, lo ricicla per Antonio Iannazzo. Altro cambio di gioco, Baracco posizione regolare, prova a sterzare, ce la fa Baracco, prova anche a
conquistare il calcio di rigore. Non c'è nulla, secondo l'arbitro. Poi Benivegna manda il pallone all'interno della zona del parcheggio del Licauli, quella più vicina all'impianto sportivo. Prova il tacco Pace, azione che si spegne subito. Cammareri scambia con Campanella, poi la riprende il Piana con degli scambi di prima. Ancora una volta Benivegna a spazzarla fuori senza pensarci due volte. Di testa ancora Alessandro Cammareri, adesso Mattia Scalisi, pallone sulle cerchie di centrocampo, riparte l'Accademia da dietro con Iannazzo, sbaglia il destinatario, c'è Miliziano, allarga percorso, pallone profondo per Maltese, esce Galesi che si scontra malamente con Jargiu, i due si fanno un po' male, Jargiu di più, Galesi praticamente si rialza in pochi secondi, viene chiesto l'intervento dello staff medico dell'Accademia Trapani. Intervento duro del proprio compagno verso il difensore dell'Accademia rientrato dalla squalifica, infatti ha saltato il match contro l'Athletic Palermo. Arrivano novità dagli altri campi con il vantaggio del San Vitolo Capo a Castellammare, la rete di Presti Giacomo, dunque Castellammare 0, San Vitolo Capo 1, ha segnato anche il Gela contro il Marsala grazie a Savasta, Gela 1, Marsala 0. Alla prima da presidente per Angelo Casa a Marsala, che raccoglie così l'eredità delle quote di Giovanni Sardone. Dunque prossimo anno si pronuncia un'annata piena di sogni e speranze per la squadra del trapanese. Che sicuramente aspira a campionati più importanti rispetto all'eccellenza. A terra Lamin Jargiu, da capire se ci sarà il cambio, anche se abbiamo intravisto che l'Accademia Trapani i cambi li ha tutti programmati, saranno 5 salvo appunto variazioni. Accademia che ne approfitta per rinfrescarsi, piana sul centro del campo per dialogare, parlano soprattutto Sisè e Pace. C'è la barella per Jargiu. C'è Miliziano che prova a velocizzare le operazioni. Dunque barella per Lamin Jargiu, che si è fatto male dato lo scontro con Galesi. L'uscita dal portiere che ha travolto il difensore dell'Accademia. Secondo lo staff tecnico dell'Accademia, Galesi nel prendere il pallone poi si è andato a buttare praticamente sul compagno, con il compagno Jargiu che non poteva fare nient'altro che essere travolto, quindi non poteva capire bene i tempi di anticipo per evitare di farsi male. Addirittura c'è l'ambulanza pronta ad entrare in campo. Sta entrando in retromarcia per poi andare con facilità per quanto riguarda l'ingresso della barella.
Dunque, momenti di apprensione in casa Accademia Trapani con Lamin Jargiu che verrà trasportato in ospedale, presumiamo. Corso si lamenta con la propria panchina delle medicazioni su Jargiu. Del luogo, quindi non farle in ospedale e invece farle qui in campo. Si sta rialzando grazie all'aiuto dei compagni il difensore dell'Accademia che ha avuto, lo ricordiamo, uno scontro abbastanza pesante con Galesi in porta, che stava uscendo per raccogliere il pallone. Un'ipotesi potrebbe essere anche quella del ritiro dalla barella, anche se Giorgio viene disteso adesso sul supporto medico per essere successivamente trasportato in ambulanza, dunque ci saranno degli accertamenti da fare. E la questione non sarà conclusa in questi momenti. Dai Giacomino, preparati, Giacomino, entri subito. Tegola pesante per la difesa dell'Accademia Trapani. Al suo posto quello di Giorgiu, entrerà Ravazza. Giorgiu in questo momento viene trasportato in ambulanza. Parte anche l'applauso della tribuna riservata ai tifosi del San Giorgio Piana. Cercheremo anche di aggiornarvi sulle condizioni di Giorgio nel corso della diretta. Pronto l'ingresso di Ravazza tra pochissimo. Si sta sistemando a bordo campo. Uno degli elementi della Juniores dell'Accademia Trapani classe 2007. Proprio adesso Ravazza si sta confrontando con staff tecnico per la propria posizione in campo. Lui che ha giocato da terzino sinistro contro l'Athletic da titolare. Oggi sarà alla sua quinta presenza. È arrivato da quelle parti anche l'allenatore Alberto Amoroso a dare un'occhiata in maniera più diretta alle condizioni di Lamin Jargiu, che è ufficialmente dentro l'ambulanza. Adesso
si perderà qualche altro minuto per il trasporto fuori la struttura, l'arrivo conseguente in ospedale. Non sembra essere una cosa gravissima perché i tempi d'uscita non sono neanche urgenti, non sembrano essere urgenti. Altri applausi per Jarju che tramite l'ambulanza passa sotto la tribuna della Licauli destinata ai tifosi di casa. Pronto ad entrare Ravazza. Cambio forzato per l'Accademia Trapani. A questo punto ipotizziamo Ravazza a sinistra come contro l'Athletic. Benivegna scala a destra. Suo ruolo in difesa originale. E invece no, perché Benivegna rimane centrale. Ravazza fa il centrale di sinistra. Dunque semplicemente Ravazza è andato a prendere la mattonella occupata da Jarju per i primi 25 minuti di partita. Qui il tiro di Secan finisce largo. A questo punto ci sarà un larghissimo recupero per questo primo tempo. Doveva essere una domenica tranquilla, non lo è stato per Jarju. Grande aggancio di Miliziano, lo rincorre Buongiorno. Qui l'ultimo tocco da parte di Iannazzo, qualcuno ha perso un parastinco, lo va a raccogliere Mattia Scalisi, lo butta fuori. Aggancio così per Torres. Allora si ritorna dietro dove c'è Caio, il capitano dei Arbrecht. Pace, occhio alla possibilità della conclusione. Il pallone percorso, pallonetto fuori ma in posizione irregolare. Si è alzata la bandierina dell'assistente. Si è fatto male però Corso. Sicuramente Galesi non vorrà far male a nessun altro nel corso di questa partita. Iannazzo prova a girare ma il pallone difficilmente poteva raggiungere la fascia di destra. Qui Caio, c'è spazio per Torres, allarga nella direzione di Miliziano, 1 contro 1 con Iannazzo, serie di finte, doppio passo ancora. Miliziano scarica dietro su Craci, Mattia Scalisi per Miliziano, allarga tutto dove c'è Torres in solita posizione da esterno, prova il cross, respinto da Iannazzo, rimessa laterale per l'Accademia Trapani che ha guadagnato l'ultima deviazione a proprio favore. Daguanno, tacco, risponde Mattia Scalisi alzando di testa Campanella, retropassaggio per Galesi che approfittandone guadagna qualche secondo in più. Campanella, Iannazzo mette giù, sbaglia il servizio verso Daguanno. Miliziano, adesso il pallone viene gestito dalla difesa del San Giorgio Piana. Benivegna alza anche lui di testa Daguanno per Secan, giù Daguanno, si continua a giocare però non c'è il recupero da quelle parti di Buongiorno. Allarga Pace, Corso, controllo anche in questo caso non dei migliori, è rimessa da parte dell'Accademia Trapani. Campanella cerca Barracco, colpo di testa di Pizzo, arriva Cammareri,
Buongiorno di prima, troppo debole per Barranco, recupera nuovamente il San Giorgio Piana, serie di errori da una parte e dall'altra, Campanella intercetta il pallone di Pace in direzione maltese che subisce un intervento da parte di Benivegna, ma si continua pallone per Miliziano in area di rigore, ancora Miliziano, esce Galesi, si distende e c'è il gol del San Giorgio Piana con il nuovo entrato Ravazza che la butta dentro, ma il gol si può assegnare tranquillamente a Vincenzo Miliziano. 1-1 per il San Giorgio Piana. Dedica in tribuna con tutti gli applausi un premio personale per il suo rientro in campo. Ha sofferto quest'anno lui a causa di un infortunio. Felicissimo l'ex Don Carlo Misilmeri. Match nuovamente in equilibrio al Licauli. Giusto il suo secondo gol stagionale, il primo lo fece alla prima partita stagionale, quel 5-0 in casa della Parmobal, 16esimi d'andata di Coppa. Si chiude dunque un cerchio. Qui Secan cross, c'è Gaio in calcio d'angolo. L'angolo di Campanella, battuto corto, Bie si arrabbia perché il pallone non è uscito benissimo dalla battuta di Campanella, allora il Piana ha questo contropiede a disposizione ma che lo spreca. E allora un regalo per parte. Cammareri, buongiorno. Di testa, buongiorno. Ancora Cammareri. Bie. Benivegna. Sbaglia il servizio l'ex Mazzara, rimessa Piana che prova ad andare di fretta Miliziano. Fortunato nel rimpallo, prova il cross, respinto, fuori. Pace in mezzo a due, recupera Daguano. Lancio profondo verso Secan, possibilità per l'Accademia Trapani, l'aggancio di Secan, vuole il cross, o meglio, vuole una deviazione all'ultimo. Niente da fare. Il rinvio di Sise, risponde Iannazzo. Chiede scusa il portiere del Piana, i suoi. Pensiamo all'azione successiva. Rimessa con l'autore del gol di poco fa, Vincenzo Miliziano. La prende Ravazza con fallo. L'anticipo di Imbie, non c'è nessuno. E allora Gaio. Pace. Ancora Gaio. Graci fa passare Torres. Il cambio di gioco, l'entrata di Pace rischiando qualcosina dal punto di vista di farsi male. La prende Miliziano, entra in area ancora Miliziano, angolo a secondo palo, non ci arriva per calciare in porta Mattia Scalisi. Comunque è un'occasione importante per il potenziale gol del Piana e della conseguente rimonta.
Corso, la riprende Iannazzo, fa un po' di metri in anticipo, arriva Giorgio Chinnici che lancia dall'altro lato Torres, Galesi rientra tra i pali, ancora Torres va sul mancino, sempre di più Campanella, fondamentale, pulitissimo il suo intervento, ancora Iannazzo, Ombie verso il centro, Iannazzo di prima, non arriva Adaguanno, Giorgio Chinnici, Pace se la porta verso l'esterno, lo va a rincorrere Benivegna, prova il tacco maltese, non ce la fa, allora buongiorno, spazio per lui, Barracco a puntare Pizzo, insiste Barracco, lo supera in velocità, duello con Gaio, perso con la deviazione di Gaio in calcio d'angolo. Fa tanto sorridere il coro dei tifosi del San Giorgio Piana. Evi Strocca, il presidente, portaci in Europa. Adesso Campanella va la battuta dell'angolo di testa, la risposta di Torres. Cammareri, Campanella, cross troppo lungo, per sua fortuna c'è Daguanno che può ricevere in tranquillità il cross con Buongiorno che la sfiora, Barracco, controllo decisivo Giorgio Chinnici, la panchina voleva il tiro al volo, non è ciò che ha fatto l'esterno dell'Accademia Trapani. Occhio al Piana che ha un po' di spazio, e allora Torres, si inserisce Mattia Scalisi addirittura in area di rigore, Torres rientra, passaggio per Giorgio Chinnici al limite, Cammareri lo ferma e scambia con Campanella, spazi per entrambe le squadre nel momento in cui vanno a ripartire. Barracco guarda un po' la situazione, cross con la testa di Gaio ancora una volta per metterla in calcio d'angolo. Recupera, sei la panera, aspetta! Oh, Pizzo, se sale Giorgio devi rimanere tu! Sei alto! Salto! Si gioca senza paura al Licaoli, si vuole fare bene in quest'ultima di campionato. Angolo Accademia, va Campanella, 37esimo, ma ci sarà un largo recupero dato l'infortunio di Jargiu, poi trasportato in barella e in ambulanza. Campanella, corto, risponde Torres, la va a riprendere Corso, spazio per il Piana con l'avanzata addirittura di Gaio verso l'attacco. Pizzo si prende la rimessa, batte Miliziano, Mattia Scalisi gira per Pace, il cross in mezzo verso Corso, la prende Galesi, rischia il passaggio centrale verso Ombie, adesso Miliziano, nuovamente il Piana al proprio portiere, Lamin Sise, occhio al controllo con i piedi, Gracci, pallone profondo, non c'è nessuno. Il pallone scorre con l'ultimo tocco di Secan, arriva anche questo a Sise, passaggio centrale per Corso, non arriva a Maltese, Ravazza, Daguanno fermato, c'è il passaggio di Buongiorno verso la corsa di Ravazza che non può prenderlo. Miliziano, Scalisi, Corso, più libero Pace, gira tutto nella zona
coperta da Pizzo, passaggio sugli avversari, allora Cammareri chiede palla da Guanno, riceve adesso in area, non perfettamente, arriva tutto a Sisè. Potenziale occasione per l'Accademia Trapani, qui il piano sale, si trova subito nella metà campo avversaria, Torres allarga, corso, il pallone dentro, secondo palo, non ci arriva nessuno, prima poteva arrivarci Maltese, poi la proposta di Giorgio Chinici ormai con le speranze tutte sfumate. Se la porta fuori Iannazzo. Che devi fare? Signore! Che devi fare? Poi la punizione fischiata per il fallo su Iannazzo. Pallone che non era uscito del tutto secondo l'assistente arbitrale Bie. Pallone per Daguanno che scarica la conclusione, finisce fuori. Grande Marco! Dammi! Oh, bella! Ciao! Basta, ciao! Caio. Corso con Bie in agguato, recupera Iannazzo. Subito in velocità, Corso, ci pensa lui. Torres va avanti, palla al piede, vede il movimento di Maltese, area di rigore, passaggio di ritorno per Torres, calcia all'ultimo, non subitissimo. Data la difficoltà ad avere gli avversari davanti a sé, Buongiorno può tranquillamente avanzare. È più tardi che Baracco gli chiede il pallone. Campanella regolarissimo. Poi si butta il pallone fuori per l'intervento su Miliziano. Comunque si è fatto male. Pallone consegnato al San Giorgio Piana. Lancio lungo. Torres vede anche la porta. Avanza un altro po'. L'intervento di Ravazza è regolare. Daguanno a metà con Secane e Baracco a guardare. Ultimo tocco qui di Baracco ed è rimessa per il San Giorgio Piana. Pace trova il corpo di Mattia Scalisi, allora pallone per l'Accademia con Secane che ha allargato per Daguanno, si accentra il tiro, braccio attaccato al corpo da parte di Gaio, all'ennesima deviazione in calcio d'angolo di questo primo tempo. Va a Campanella. Sentilo Vincenzo! Come al solito, battuta corta, stavolta riesce a Campanella. Cammareri largo, Bie potrebbe anche tirare il controllo
non lo favorisce e allora il Piana ha di conseguenza tantissimo spazio. Avanzano in 5. Maltese, Cammareri, ci pensa lui a toccarla per Galesi e a far finire il contropiede della squadra di Filippo Chinnici. Sale Campanella, il rilancio di Graci, pallone su Cammareri che supera in questo modo qui Mattia Scalisi. L'alza il capitano dell'Accademia, cade Graci, c'è il fallo secondo l'arbitro di Campanella. Anche Corso non era particolarmente d'accordo sulla decisione di Canicati di Agrigento. Lancio lungo, rincorre Barraco, non ce la può fare. Tra poco la segnalazione del recupero, vedremo quanti minuti effettivamente verranno aggiunti. 8 di recupero per questo primo tempo. Daguano per Secan, deve controllarla, non c'è nessun fallo di mano da parte di Miliziano. Benivegna ancora di testa, Cammareri, Campanella la gira verso Secan, controlla, mette giù, duello con Graci, si allunga un po' di troppo, la riprende Corso. Cammareri stava per ricevere Mbie. Benivegna, pallone controllato da Buongiorno, accanto a lui Mbie. Mbie troppo diretta verso Cammareri, in ritardo. Esaurito il primo minuto di recupero. Benivegna, colpo verso l'interno, Campanella, Buongiorno, spallata, Campanella, pallone in profondità per Barraco, troppo forte, il passaggio. Miliziano, Bie la lascia lì per gli avversari, ancora Miliziano, Cammareri, fallo. Ancora nessun cartellino giallo estratto. Nel corso della partita. L'arbitro parla con Miliziano e Gaio. C'è la punizione battuta dal San Giorgio. Iannazzo sale, passato lui a destra, adesso Cammareri si trova a sinistra nello scacchiere di Amoroso. Campanella, nuovo cross verso Secan, troppo su Sisè. Doppio colpo di testa quasi a favorire Torres. Passaggio centrale rischioso, ancora di Iannazzo, spazio Benivegna verso la zona di Secan e Barraco. Pallone però che viene raccolto ancora da Sise. Si giocherà fino al 53:00. Gli 8 minuti di recupero che sono stati concessi. Siamo al quarto in corso.
testa Gaio, adesso Campanella, prima di tutti Giorgio Chinici per far muovere il Piana. Pizzo, passaggio per lui di ritorno, c'è il fallo e la munizione per Bie. Eccolo qui, il primo giallo. Ne vuole 4 Galesi in porta. Ovviamente vi aggiorneremo sulla situazione del girone B, anche di eccellenza. Infatti ha segnato poco fa il Milazzo in casa dello Ionica. Corso sulla barriera, occhio a Pace al volo, alto. Milazzo dunque che conferma la leadership in classifica. Nei confronti delle Modica, che a sua volta è in vantaggio 2-0 in casa del Rosmarino. A perdere è il Vittoria terzo in casa contro Limesi Atletico Catania 1-0. Stando così le cose, Milazzo in Serie D. E Modica e Vittoria ai playoff. Miliziano, Scalisi, no look, corso, lancio verso Torres, un po' lungo, risponde Iannazzo, pallone verso il centro del campo, corso di testa, la lascia lì, la prende Campanella, fa correre Barracco, c'è anche Secan, la prende alla fine Secan in fuorigioco. Amoroso si arrabbia, giustamente voleva il pallone per Barracco che era in posizione regolare. Si è mischiato Secan, bandierina alzata. Iannazzo in mezzo, pallone su da Guano, non se l'aspettava probabilmente. Altra chance per l'ex Fulgatore davanti la porta. Ultimo minuto di recupero per questo primo tempo. Pallone a metà strada, Buongiorno al volo. Stava arrivando un gran tiro verso lo specchio di Sise, fallo qui. A terra Pizzo. Punizione Piana. Gaio con Secan alle sue spalle. Benivegna di testa, non raggiunge Barracco. Arbitro con il fischietto in bocca. E infatti si fa adesso gli spogliatoi 1-1. Il primo tempo di questo San Giorgio Piana Accademia Trapani al gol di Barracco. Al settimo ha risposto il pareggio di Miliziano alla mezz'ora con l'infortunio di Lamin Jargiu, che è stato costretto a lasciare l'accademia in difesa all'entrata dell'ambulanza. Per 8 minuti non si è giocato. Eccolo qui.
il largo recupero con questo match ancora in bilico. Noi ci prendiamo una pausa, poi la ripresa sempre in diretta dal Licaoli. Altro esame da non fallire per il Castrum Favara, che nella penultima recita tra le mura amiche di un Broccoleri in cui ancora persistono i problemi legati agli spazi vista la squalifica per un turno della gradinata. Si gioca contro il Ragusa, gli ultra costretti a spostarsi in tribuna per incitare la squadra dal primo al 90° minuto con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano. Andiamo al film della partita che inizia subito con una palla gol per il Castrum Favara, conclusione che viene respinta, conclusione di Varela, respinta da Grasso, uno dei protagonisti di questa partita. Poi calcio di punizione battuto da Baglione, palla che sfila alta sopra la traversa, insiste la formazione guidata da Infantino con quest'altra volée dalla distanza, altra conclusione che sorvola la traversa, inizia ad affacciarsi per la prima volta il Ragusa nella metà campo avversaria con questa iniziativa per vie centrali. C'è l'uscita a vuoto qui da parte di Scuffia, poi la palla arriva alla conclusione che viene però contratta dalla difesa canarina e quindi si salva la compagine favarese. Poi calcio di punizione battuto con uno schema sulla fascia di sinistra, la palla arriva dopo la respinta di Grasso sui piedi di Mudasiru, il quale chiama ancora all'intervento l'estremo difensore ospite. Qui ancora le telecamere che indugiano su Mudasiru, dal corner che ne segue il colpo di testa di Palma e Sfera che si perde al lato, tante le palle gol non finalizzate dal Castrum Favara. E allora ecco che arriva la più classica delle beffe, gol sbagliato, anzi gol sbagliati, gol subito. In questo caso ci pensa Tagliarino con un mancino radente che si insacca a fil di palo alla sinistra di Scuffia che nulla può. E allora al 25° minuto sblocca la partita il Ragusa. Qui ancora una palla gol creata dal Favara con questo tentativo che si spegne facilmente tra le braccia del portiere Grasso. Ci ha provato la piana, poi su questo cross dalla sinistra, altro colpo di testa, pallone che rimane lì e ci pensa ancora Grasso a metterci Cantoni, a bloccare la palla in uscita. Poi da questa punizione battuta direttamente da Scuffia la palla arriva nel cuore dell'area di rigore Iblea e ancora un alleggerimento per Grasso. Fa ottima guardia la linea difensiva alzata dal Ragusa, che qui subito in avvio di ripresa viene battuta dal solito Nacho Varela, ancora in gol al Broccoleri, il centravanti argentino che dopo 4 minuti all'inizio della ripresa riporta in equilibrio la situazione. Poi grande palla gol qui per il Favara con il palo colpito da Baglione sulla punizione tagliata di Lapiana. Poi ci pensa Grasso a togliere le castagne dal fuoco alla difesa del Ragusa, difesa che ancora una volta si fa cogliere quasi impreparata su questo inserimento. L'uscita da parte di Grasso dopo il tentativo di Palma, poi sgroppa sulla destra Sandro Baglione che calibra questo cross, un cross che diventa un tiro. Bravo Grasso a tenerla fuori dai pali e lontano dai guai. Poi prova a riaffacciarsi in avanti la squadra guidata da Erra con il tentativo ancora sull'inserimento dalla sinistra e la palla che viene sventata dalla difesa, palla che finisce fuori. Poi Varela cerca di crearsi tutto da solo, la palla arriva in area, ancora il miracolo da parte di Grasso a negare la gioia del gol al centravanti del Castrum Favara. Qui ancora Grasso sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne è seguito, ma occhio qui al calcio di punizione da parte di Abercon con la palla che arriva in area e Scuffia deve esibirsi in un grande intervento per negare il secondo gol al Ragusa. Partita senza esclusione di colpi in questo secondo tempo, altro miracolo questa volta su Varela da parte di Grasso, insiste dall'altra parte di Ragusa che è una grande palla gol, ma Scuffia al minuto 25 toglie la palla dall'angolino, la palla poi entra ma era comunque fuori gioco. E allora dall'altra parte prova a farsi vedere nuovamente il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, il colpo di testa e ancora il miracolo da parte di Grasso sul colpo di testa di un Palma che si dispera. Un'occasione gigantesca qui per il Castrum Favara. Poi la palla arriva al limite dell'area dove c'è Mudasiru
conclusione strozzata che si perde fuori, ci prova ancora, sempre con Baione, il Castrum Favara, Baione che si inserisce alla grande ma non trova la luce, forse anche l'energia per inquadrare la porta, ci prova poi su punizione, bravo Grasso a smanacciare in uno comunque degli interventi meno difficili del suo pomeriggio. Poi dal calcio d'angolo che ne segue la palla rimane in area di rigore con questo ennesimo tentativo e la palla ancora alzata in calcio d'angolo da Grasso. Il direttore di gara, il signor Oristanio di Perugia, non se ne avvede, non assegna il calcio d'angolo. Poi su questa entrata di De Min in pieno recupero il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso per De Min. Chiude in 10 uomini il Castrum Favara che vorrebbe creare un'ultima palla gol ma non ce la fa perché il direttore di gara perugino fischia 3 volte ancora prolungata l'astinenza di vittoria in casa per il Castrum Favara che sbatte sul Ragusa. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la Coppa Sicilia ottavi di finale. Vede scendere in campo Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club. Inizia il match con Gennaro Chinnici e subito si parte con i rossoneri in fase difensiva su John. Aspetta Ganci! E se l'è divorato però non riesce molto bene. Dimorato qui Lino Catania la tiene ancora Catania c'è stata una mega deviazione Sciolino fanno uno schema per Chinnici attraversa il gol l'aveva presa benissimo Gennaro, tocco, Sigione, ancora sotto non parecchia, dichiara, Sigione! E la palla fuori! A Sigione! E fatura 1! La Fiora si riparte, la Fiora! Costanza ancora, previta contro finta, va sul sinistro, cerca la porta! E ancora una traversa! Lucchese, per la gioca, Lucchese, San Martino! Apertura, Luminare, e Sonicchio dentro, Franco ancora! E sulla linea Domine! Occasione gigantesca, risbella Pisani, Lucchese lancia a largo, può appoggiarsi al compagno, salta Pisani in mezzo a due, alza nel capo della terra, alza! E poi San Martino. Un po' di sfortuna anche per il rossonero, un gol sulla linea, uno sbagliato a porta vuota e 2 traverse, insomma non è una giocata fortunata per il rossonero. Dentro Gennaro per Michel. Lanza! Fuori! Vivanelli per Pisani. Indici, spazza, Gennaro mette sulla palla, è difficile ma lo fa. Mette a 2, Gennaro, che giocata! Gennaro ancora, va giù! Mevorale! Con il sinistro! Trova il modo di battere Costanzo! Torna il duello, lanza ancora! Lanza! E San Martino chiude col primo! La fila, Franco, per Gennaro, Indici ancora! Tony Costanzo blocca e cerca la morte! La mette in considerazione, il portiere la può fare. Dentro Marelli può calciare con Di Morelli, poi combina, calcio per Nori. La Fiora, Costanza ancora, Marelli, Gennaro mette dentro, parecchia, la Fiora attraversa, e la terza traversa di questo pomeriggio per Rossonero. A metro credo sia finita la partita di Spagna Mirelli. Continua a passare. E poi va bene così. Finisce la partita, vince il Pioppo. 5-2 con contro il Palermo Futsal Club. La prova ai quarti di finale.
Si riparte a Piana degli Albanesi, secondo tempo di San Giorgio Piana Accademia Trapani, 1-1 il parziale, con il vantaggio dell'Accademia con Barraco al settimo, il pareggio di Miliziano al 30esimo. Siamo in ritardo rispetto agli altri campi, dato l'infortunio di Giargiù. È entrata l'ambulanza, certamente in ospedale, subentrato Ravazzi infatti dell'Accademia Trapani, unico cambio nel corso del primo tempo, dopodiché nessun altro cambiamento, con il San Giorgio Piana in tenuta nera, il 3-5-2 di Filippo Chinnici con Sisè in porta, in difesa Graci, Gaio e Giorgio Chinnici, a centrocampo Miliziano, Corso, Mattia Scalisi, Pace e Pizzo, in attacco Torres e Maltese, a disposizione in panchina Duli, Tricoli, Pane Bianco, Visconti, Colicchia, Di Fatta e Graziano. Non c'è il portiere di riserva. L'Accademia Trapani ha risposto con il 4-3-3 di Alberto Amoroso, in tenuta blu la squadra ospite, con Galesi in porta, Cammareri, Benivegna, adesso Ravazza e Iannazzo in difesa. A centrocampo Daguanno, Campanella e Mbie, in attacco Barraco, Secan e Bongiorno. A disposizione in panchina Ribaudo per la porta, poi scaduto Rizzo, Genovese, Lucido, Vultaggio, Boyang e Nicolò Castiglione. L'arbitro del match è Luigi Canicatti di Agrigento, assistito da Francesco Conti e Francesco Di Venti, entrambi della sezione di Enna. Per quanto riguarda i parziali degli altri campi, Gela sul 3-0 sul Marsala, le reti di Savasta, Tuve e Vincenzi. In vantaggio anche il San Vitolo Capo a Castellammare del Golfo, con la rete di Presti Giacomo, dunque Castellammare 0, San Vito 1. Ancora nessuna novità degli altri campi. Qui il Piana avanza con il tacco di Scalisi, è sempre sul pallone, schiaccia Galesi, interviene, spazza Cammareri, nessun fallo secondo l'arbitro. Occasione tutta costruita da Scalisi. Insiste la squadra di Filippo Chinnici, Ravazza subisce fallo, l'ha commesso Miliziano. Allora punizione per l'Accademia Trapani. Oh, fallo! Bie, l'alza Giorgio Chinnici, ancora Bie per l'Accademia Trapani. Adesso Cammareri, non ci arriva Bongiorno, ancora Cammareri in anticipo. Bongiorno, duello con Giorgio Chinnici, la recupera Secan, c'è il fallo per l'arbitro. No, però. Caspita. Miliziano verso il centro, non trova nessuno, allora Bongiorno allarga su Daguanno, da uno sguardo in aria, pallone verso Secan, ma anche Daguanno era lì a poter staccare verso la porta.
Pace, avanza il Piana, passaggio verso Maltese, preso in controtempo. Altro cambio di gioco, posizione irregolare, quella di Daguanno. Ha avuto un paio di chance interessanti davanti alla porta nel primo tempo, non sfruttate a dovere con l'ultimo colpo che è mancato, quello decisivo verso lo specchio della porta difeso da Sise. Giorgio Chinnici, attaccato da Daguanno, la riprende Barraco, costretto a tornare indietro da Galesi, rinvio su Corso, c'è Campanella, Corso, gira da Miliziano, ce la fa crossare, pallone dentro, controllo voluto da Torres con la spalla, soltanto riuscito a toccarla e basta. Buongiorno giù, fallo di Corso, giallo per lui. Il secondo della partita è stato munito anche NBA nel corso del primo tempo lato Accademia. Camareri allarga su Daguanno, trova un varco per servire centralmente NBA, controlla abbastanza bene, gira su Camareri lungo la fascia, ritardo NBA per ricevere, rinvia Miliziano, Piana che ha pronto il primo cambio con l'ingresso di Pane Bianco a breve. Presumiamo al posto di Pizzo. Sulla fascia a sinistra. Entrerà anche Tricoli. Tutto regolare su Corso, si continua. Torres. C'è il fallo da parte sua su Ravazza. Luigi! Chiamalo, Luigi! Eh sì, uscirà Pizzo al posto di Pane Bianco. Dentro l'ex Igia Virtus. Esce Giorgio Chinnici. Invece per l'ingresso di Tricoli. Si riparte. Secondi di testa al limite. Buongiorno, largo. Lato Accademia si scaldano Genovese e Boyang.
Duli e Visconti per il Piana. Sale Pace qui. Fallo? Sì, di Campanella, giallo per lui. E adesso 2/3 del centrocampo dell'Accademia ha il giallo addosso. Punizione Piana. Torres a battere. Barriera a 3 per Galesi. Va Torres sulla schiena di Barraco. Rimessa di Pane Bianca, penetrato, sponda di Gaio, Perone in mezzo, Benivegna di testa, allontana da Guanno. Dietro Mattia Scalisi per Sisè. Bravo! Da Guanno è lì a guardare Secan, eventualmente riceverla. Ancora Buongiorno a lottare. Pace, il passaggio per Tricoli. Adesso Bie. Buongiorno, fermato, il lancio è lungo, a cercare, trovare Torres davanti alla porta. Torres! Il Piana completa la rimonta con Santiago Torres. 2-1. In contropiede l'Accademia lamenta un fuorigioco. 2-1 al Licauli. Tanto Casteldaccia avanti 1-0 sull'oratorio Marineo. L'Accademia Trapani pronta ad entrare. Lamin Boyang. Cammareri la prende Secan, la gira verso Barraco, non ci può arrivare. Insiste Barraco, si alza la bandierina. Secan aveva colpito il pallone verso l'area.
Qua con il cambio esce Barraco, entra Boyang. E invece no, esce Buongiorno. Barraco riceve qualche indicazione dallo staff tecnico. Dunque fuori Buongiorno. Finisce la sua prima stagione tra i grandi. Abbastanza buona con la maglia dell'Accademia Trapani. Dentro Lamin Boyang. Occhio al tiro d'esterno da parte di Pane Bianco, controllato centralmente da Galesi. Fallo su Barraco. Da Guanno, spazio per l'Accademia Trapani, Campanella, tra le linee si muove Barraco, per pochissimo. Sponda di Ravazza, l'ultimo tocco è suo però, rimessa per il piana già battuta. Scalisi, ancora Ravazza, c'è il fallo per l'arbitro. Fallo di mano. Tanto abbiamo un po' rivisto il gol del 2-1 sulla posizione irregolare o meno di Torres, sembra essere buona. Punizione per il Piana. Barriera a 2, batte Pace. Pallone verso il centro. Campanella capisce tutto, poi il pallone spazzato. Serie di lamentele. Gestione di questo calcio di punizione. Benivegna, anticipo di Pane Bianco. Pallonata ricevuta da Pace, rimessa laterale battuta da parte di Pane Bianco. Adesso Maltese, si fa vedere Pane Bianco, riceve adesso Pane Bianco contro Iannazzo fino in fondo, riesce il cross, Benivegna di testa, riceve corso al limite Pace, in mezzo a 3 avversari, troppo largo, tacco all'improvviso per Pane Bianco, Bie mette fuori. Battuta già la rimessa, Torres infastidito da Campanella, si prova un tunnel, riesce, c'è fuori gioco.
da quelle parti. Il lancio lungo di Ravazza. È possesso Piana però. Occhio a Graci. Pallone che sorvola la testa di Barracco. Pane bianco. Evita l'avversario così. Serie di finte nei confronti di Imbie. Pallone al centro. Mattia Scalisi per Torres. Vede Corso che si allarga. Duello con Boyang. Traversione di Corso. Respinto di testa da Ravazza. E la riprende l'Accademia con tanto spazio. Sale Secan, c'è anche Boyang. Spazza Gaio. Fuori. Va bene, lei. Cambio per il San Giorgio Piana. Entra Visconti. Esce Mattia Scalisi. Camareri. Passaggio su Secan. La recupera Ambie. Largo Iannazzo. Su Barracco. Converge il cross. Fa girare tanto la spinta di Miliziano su Boyang. Regolare per l'arbitro. Camareri prova a giocarla a Boyang. La riprende il Piana. Torres aspetta assieme a Benivegna. Se ne stava andando l'argentino. C'è il fallo. Gaio. 20 minuti, poco più. Alla fine Pane bianco contro Iannazzo. Ultimo tocco di Iannazzo. Ormai fuori per l'arbitro. Aspetta che ci è rimessa dal fondo per l'Accademia Trapani. Resta però qualche dubbio per Amoroso dalla panchina. Era più calcio d'angolo. Che è rimessa dal fondo. Solo dietro! Benivegna la vuole Barracco. Benivegna va con la soluzione Campanella. E lui a voler servire Barracco. Esce male però il passaggio. Va bene, dai, continuiamo così, dai! Visconti. Pane bianco. Bieda, anticipo su Corso.
pallone ritorna da Visconti, Maltese riesce ad allargare per Pace, riparte il Piana, supera la metà campo, si va da Torres, da un'occhiata, aspetta i compagni che possano entrare in area, servizio su Visconti, corso, il tiro abbondantemente fuori. Benivegna sbaglia il passaggio. Allora rimessa Piana. Torres la lascia dietro e in area ancora Torres, non può calciare, se la porta dietro, Pane Bianco! Il gol del 3-1 del San Giorgio Piana è di Pane Bianco, una rimessa laterale regalata da parte dell'Accademia. Ne approfitta il Piana. Luigi, Liscio, vieni, Liscio. Cambio nel San Giorgio Piana, entra Duli. Esce Miliziano, autore del momentaneo 1-1. Dunque Duli al suo posto, anche il San Giorgio Piana aumenta i propri cambi. Nell'Accademia è uscito Iannazzo, al suo posto Genovese. Cambi esauriti dal Piana, 3 da parte dell'Accademia, con il risultato che è cambiato, il 3-1 di Pane Bianco, entrato dalla panchina. Non la portiamo, su, sale. L'ultimo gol da parte sua il 23 marzo, praticamente un mese fa, nel 3-1 contro la Parmonval. Il cambio di gioco di Visconti, Pane Bianco, nuovo traversone direttamente per Galesi. Terzo gol per Pane Bianco in maglia San Giorgio, anche un assist da parte sua nella trasferta di Gela, quel 2-2 preziosissimo in trasferta. Fallo, punizione. Dai Marco! Campanella con il destro,
alto. Buona Marco, va bene, speriamoci. Uscita, palla al piede di Gaio, fallo di Secan. Barraco vuole comunque giocare, fare quel che può all'Accademia Trapani. Gaio, spaccata volante, Campanella, interviene Torres, si prende il calcio di punizione. Ultimo cambio in vista per il San Giorgio Piana. Pronto Colicchia. Esce Torres. Finisce dunque la stagione di Santiago Torres. Sicuramente diverse rispetto a quella dell'anno scorso con la maglia della Super Giovane Castelbuono. Ha dato comunque il suo contributo a questo quarto posto degli Arbresh in questo girone A di eccellenza siciliana. Gira. Cammareri, pallone verso Secan che vuole il fallo di Gaio, pallone preso da Sise. Non si capisce Pale Bianco con i suoi, allora Daguanno allarga verso Boyang, fuori gioco. Barraco. Benivegna per Ravazza. Va Genovese, si prende rimessa laterale. Ancora Genovese, Campanella in mezzo a due, fallo. Ci vuole provare sui calci di punizione all'Accademia Trapani. Solo Colicchia in barriera, parte Campanella verso Boyang di testa, maltese in anticipo.
Angolo da Guanno, dalla bandierina. Anticipa. La battuta verso il centro. Poteva essere interessante, ma non c'era granché per quanto riguarda la presenza in area. Ambie, varco verso Campanella, Gaio. Barraco al limite. Adesso lo sguardo è verso la porta. Prova a conquistare una deviazione. Ancora Barraco. Finisce giù Benivegna. Barraco accanto a lui, il cross di Barraco in mezzo, il colpo di testa provato da Secan. Molto difficile da poter colpire questo pallone messo così. Lancio lungo, posizione irregolare da parte di Colicchia. Sai come precisa io, guarda. Precisa ma sai, oh. Perché vero rotomondo. Cammareri, Campanella, pallone morbido verso Secan, lo aspetta il Gabbiano. Occhio alla presenza di Daguan al centro dell'area, c'è Boyang in mezzo, Daguan si respinge, grande occasione Accademia. Qualche applauso per Cise. Dalla tribuna principale della Licaoli. Accademia che dopo tanto tempo si fa vedere in maniera concreta, pericolosa dalle parti del portiere avversario. Secan, non c'è una vera e propria sponda, ma la riprende Cammareri. Cise si distende di nuovo. E tra poco entrerà Rizzo. Boyang sponda praticamente per se stesso, riprende il Piana, Pace di testa Ravazza, adesso Ombie. Piana che sta facendo un po' giocare l'Accademia. Campanella la passa a Visconti. Cammareri, Bie, prende l'arbitro. Alla prossima. Che cambio che fai? Un po' di crampi per Campanella. Al momento rimane in campo Genovese. Barraco gira tutto per Cammareri, scambio con Secan.
Cammareri si infila fino in fondo, c'è il cross da parte sua, deviato da Tricoli. Calcio d'angolo per l'Accademia Trapani, 5 più recupero alla fine. Battuta corta, Cammareri per Daguanno, il cross prende nuovamente l'arbitro. Pallone per Campanella, si gioca subito Barraco, il controllo per poi calciare al volo, non ci sono le possibilità, Piana che riparte con tanti uomini, passaggio un po' così di Colicchia, riesce lo stesso, Pace nuovamente per Colicchia, rimesso dal fondo, si va con il cambio per l'Accademia Trapani, esce Daguanno, entra Rizzo. Tutto questo tra poco. L'attacco di Duli. Pace da centrocampo. Galesi. Genovese. Benivegna. In anticipo Visconti, adesso Corso, sarà un doppio cambio quello dell'Accademia Trapani, ci sarà spazio anche per Voltaggio, oltre che Arizzo. Daguanno, non funziona il triangolo con Secano, poi la spallata di Daguanno nei confronti di Duli, Pane Bianco, il lancio profondo verso la corsa di Colicchia, la chiusura di Ravazza, rimessa per il San Giorgio Piana. Lo può chiamare dopo, sì, la prossima interruzione. Sì, no, visto che siamo qua. È lunga, lotta Colicchia assieme a Cammareri di testa, Campanella, Bie si fa male, c'è il fallo commesso da Tricoli. Si continua a giocare, arbitro che già aveva fatto il cenno ai giocatori in campo di potersi muovere, ma la soluzione sembra essere forzata con Bie, che sembra non farcela. Esce anche Campanella. Dunque fuori in Bie, dentro Rizzo. Può entrare? 4-18. Ok, 4-18. Fuori Campanella, dentro Rizzo. Dunque Daguanno rimane in campo. Cambi esauriti anche per Amoroso. Ultimo minuto, non sarà recupero.
Corso contro Secan. Siamo dentro il tempo di recupero. Gaio. Dai, forza. Ultimi sforzi dell'anno per queste due squadre, con il San Giorgio Piana vicino a conquistare questi 3 punti, a solidificare ulteriormente questo 4º posto storico al debutto in eccellenza siciliana. Saranno 52 i punti. L'Accademia terminerà con 40. Sarà sempre in svantaggio rispetto alla Marsala per quanto riguarda la differenza reti nella conquista del 6º posto. Marsala che sta perdendo 3-0 a Gela, squadra di Broccoleri a -2 nella differenza reti. Accademia con questo 3-1 a sfavore a -4. Rimane comunque un miglioramento rispetto alla stagione precedente. L'Accademia si salvò nelle ultime giornate, 12° posto, evitando tra l'altro il play-out. Assieme al Geraci se ne giocò soltanto uno, quello tra Casteldaccia e Fulgatore, dove ebbe la meglio il Casteldaccia. Fuori gioco di Secan. Signore. Si aspetta soltanto il triplice fischio al Licaoli. Il recupero di Pane Bianco. Pane Bianco prende il pallone.